7 trapianti di organi, polmoni, cuore, reni e pancreas in sole 36 ore. Li ha eseguiti l'ospedale dell'Università di Padova tra sabato 17 e domenica 18 luglio. Una maratona trapiantologica che ha visto impegnati in tutto 120 operatori sanitari di diverse equip e specialità. Anestesisti e chirurghi, oltre ai molti infermieri, operatori sanitari e tecnici. Questi 7 trapianti potrebbero rappresentare un record per la medicina padovana, ma a chi ha coordinato forze e strutture questo interessa poco. Il problema è andare avanti, dare ovviamente possibilità a questi malati di star meglio, portarli se possibile alla guarigione. Il trapianto significa questo, quindi tutto il percorso della donazione ha questo significato. Per cui voglio dire, non è in mia memoria che ci siano state altre situazioni analoghe. Magari ci sono state, però non è questo per noi importante. L'importante è aver raggiunto un grande risultato. Un trapianto di cuore, 2 di polmone e 2 di fegato, un trapianto rene-pancreas e 1 di rene. 7 le persone che hanno ricevuto un organo sano, 6 sono italiane e 1 no. Hanno dai 35 ai 66 anni e al momento sono sotto stretta osservazione clinica. Grazie a un anonimo dono, la loro vita cambierà in meglio. Sono veramente orgoglioso di questa azienda, è un'eccellenza non solo veneta, non solo nazionale ma internazionale e appunto l'attività fatta nel fine settimana lo dimostra e lo dimostra, posso dire, ampiamente. L'equipe di cardiochirurgia, l'equipe dei trapianti renali e dei pancreas, l'equipe dei trapianti di fegato, l'equipe dei trapianti ai polmoni, voi capite cosa vuol dire, no, questo? Vuol dire eccellenza al massimo livello appunto qui nel Veneto e in Italia, a livello veramente molto alto e di questo ne sono orgogliosissimo.